E allora questa voglia di dialogo, questa voglia di ascoltare per fare è il senso di questi incontri, con un principio assoluto: creare idee semplici e dare ai cittadini risposte concrete. Non possiamo continuare a fare libroni patinati, convegni importanti e basta che restano materiali tra di noi. Dobbiamo immaginare qualcosa che sia possibile, che sia fattibile, che dia certezza e che sia realizzabile. Quindi azioni concrete e soprattutto procedure semplici. Questo è il senso di questo nuovo piano. Il piano ha anche valenza paesaggistica. Ieri il paesaggio era considerato solo un vincolo, solo un problema. Se vogliamo che sia, come vogliamo, una risorsa, si dice sempre che cultura e turismo saranno la miniera del Veneto del futuro. Perché lo siano, dobbiamo dare risposte certe e semplici. Il sì deve essere un sì e il no un no. Non possiamo fare come il gioco dell'oca. Un cittadino comincia a pensare un'idea, si vuole sistemare il suo giardino, la sua casa, un imprenditore ha un'idea e dopo un anno, 2 anni, 3 anni qualcuno gli dice torna alla caporiga. No, non funziona più così. Noi dobbiamo avere il coraggio di pensare a un Veneto bello per il futuro, attraente per il turista, importante per la nostra nuova economia, ma in cui le risposte siano veloci, celeri e certe.